Video 9. Riconoscimento protezione internazionale. Riconoscimento della protezione internazionale significa avere lo status di rifugiato o avere la protezione sussidiaria. Status di rifugiato significa riconoscere che sei rifugiato. Questo status è a tempo indeterminato e dà diritto ad un permesso di soggiorno per asilo che è valido 5 anni e che puoi rinnovare. Protezione sussidiaria significa avere una protezione che dà diritto ad un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che è valido 5 anni e che puoi rinnovare. Se la Commissione non riconosce la protezione internazionale, ma pensa che hai bisogno di rimanere in Italia, chiede alla Questura di darti un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è valido 2 anni e che puoi rinnovare. Ad esempio, la Commissione può decidere che hai bisogno di protezione umanitaria perché sei minore o eri minore durante il tuo viaggio, sei incinta o da solo con tuo figlio, sei anziano, sei disabile, sei malato perché hai subito violenza, durante il tuo viaggio sei stato arrestato e maltrattato. Rinnovare il permesso di soggiorno significa avere un nuovo permesso di soggiorno per stare in Italia. Quando chiedi il rinnovo, la Questura ti dà un foglio che devi conservare con cura. Per poter rinnovare la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, la polizia deve verificare che la situazione nel tuo paese o i motivi personali per cui chiedevi protezioni sono ancora validi. Quindi, se hai ancora bisogno di protezione, puoi perdere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Per avere più informazioni, ascolta la registrazione 9, cessazione e revoca. Il permesso di soggiorno per asilo e il permesso per protezione sussidiaria danno diritto al ricongiungimento familiare. Questo significa che puoi fare entrare in Italia tua moglie o marito, i tuoi figli minori se non sono sposati, i tuoi figli adulti se invalidi, i tuoi genitori ma solo in casi particolari. Non devi dichiarare in che condizioni è la tua casa e neanche quanto guadagni. Il permesso di soggiorno per asilo e il permesso per protezione sussidiaria danno anche diritto a chiedere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, che è un permesso a tempo indeterminato con cui puoi viaggiare in Europa fino a 3 mesi e lavorare in un paese europeo per più di 3 mesi. Tua moglie o tuo marito, i tuoi figli minori, i tuoi figli adulti se invalidi e i tuoi genitori a carico possono avere il tuo stesso permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ma devono fare il test di lingua italiana. Per avere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, devi chiedere in tribunale 2 fogli.
il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. 2 documenti che dimostrano che non sei pericoloso. Devi anche lavorare, dimostrare che guadagni abbastanza e avere una fotocopia del tuo passaporto o del tuo documento di viaggio. Come rifugiato, la questura deve darti un documento di viaggio che è valido 5 anni e che puoi rinnovare. Se hai la protezione sussidiaria o umanitaria, puoi chiedere all'ambasciata del tuo paese il passaporto. Se non puoi chiederlo per motivi importanti, la questura ti dà un titolo di viaggio che ha la stessa validità del tuo permesso di soggiorno. Non puoi avere il titolo di viaggio se sei considerato pericoloso per lo Stato italiano. Lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione per motivi umanitari danno diritto a stare nello SPRAR per 6 mesi. Se sei minore, disabile, anziano, donna incinta, viaggi solo con tuo figlio o sei malato perché hai subito violenza, puoi chiedere di rimanere più tempo nello SPRAR. Il permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari danno diritto a studiare e lavorare. Puoi convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro. Questo significa rinunciare alla protezione sussidiaria o alla protezione per motivi umanitari.